48.000 iscritti con un incremento del 2,37% rispetto allo scorso anno. Sono i numeri del Fondo Solidarietà Veneto, fondo pensione complementare dedicato al mondo produttivo regionale. 25 anni di attività che oggi dimostrano quanto i lavoratori stiano attenti al proprio futuro, cercando tutele non più e non solo dal settore pubblico. Lo stesso fanno gli artigiani padovani, il 14% del totale. È un fondo del territorio che raccoglie dal territorio e reinveste nel territorio. Si parla di prossimi investimenti per 30 milioni su piccole e medie imprese del territorio. Il secondo, che in un momento di crisi in cui Oltre 1.000 aziende della provincia associate al fondo, il 18% del totale. Metalmeccanico, moda, legno, grafico e chimico i settori più coinvolti. Sono loro che cercano in questo fondo un sostegno all'economia di un territorio che si trova ancora impegnato a uscire dalla crisi. Il dato più significativo è la crescita degli iscritti, quando in generale, diciamo, sui fondi pensione abbiamo visto in questi anni, in funzione un po' anche della crisi, un decremento dei partecipanti, e poi la continua espansione del fondo che si appresta ormai a superare la soglia del miliardo di euro in gestione.